Salve a tutti, oggi nella mia cucina prepariamo il migliaccio napoletano. Ovviamente questa è una versione dolce, esiste già una versione anche salata. Noi andiamo a eseguire ovviamente con il miglio. Si chiama migliaccio perché viene fatto con il miglio macinato in polvere, oppure si può fare anche con la semola. La prima cosa è cuocere il miglio macinato. Il miglio si presenta in granuli, si porta a macina più sottile in un frullatore o in un mixer, oppure potete usare anche la semola. Inseriamo l'acqua nel pentolino, portiamo in ebollizione con il sale. Ci sono tante versioni di migliaccio che anziché mettere una frolla sulla base mettono direttamente il ripieno, invece questo dolce è fatto proprio in modo da avere una bella fetta ben solida e bella da vedere e buona da mangiare. Giunta al bollore vivace l'acqua, inseriamo il semolino velocemente girando con una frusta. Giriamo con un cucchiaio, dopo giusto un minuto possiamo anche spegnere. Mettiamo il semolino ancora caldo in un recipiente. Andiamo a livellare con un cucchiaio. Facciamo raffreddare bene questo composto, proprio totalmente freddo. Possiamo mettere anche in freezer per anticipare il raffreddamento. Prepariamo la frolla. Io la faccio a mano perché sono quantità molto piccole. Potete fare anche in planetaria con uno sbattitore a mano. Zucchero a velo o zucchero semolato, io uso sempre, quasi sempre, zucchero a velo per le frolle, così abbiamo già una frolla raffinata. Zucchero a velo, burro a pezzetti a temperatura ambiente, mescoliamo come sempre burro e zucchero, inseriamo l'acqua. In questa frolla è prevista l'acqua, non le uova o altri ingredienti, perché le uova già le mettiamo all'interno. Facciamo una cremina. Adesso possiamo inserire la farina e un pizzico di lievito per dolci e mescoliamo. La frolla si è impastata alla perfezione, raffinare un po' sul tavolo. Adesso facciamo riposare anche la frolla in frigorifero insieme al semolino. Per raffreddare prima il semolino e non far formare la pellicina esterna, lo andiamo a girare. Il semolino ben freddo, possiamo fare anche il ripieno, mettiamo in un pentolino, lo vado a fare a mano, si può fare anche in planetaria o come sempre con uno sbattitore. Metto all'interno tutta la ricotta, iniziamo a mescolare. La ricotta va bene sia quella di vaccino che quella di pecora. Inseriamo lo zucchero in 2 riprese. A questo punto mettiamo prima l'aroma e poi le uova, così l'aroma si va a amalgamare bene dentro al composto. Mettiamo buccia d'arancia e limone, vaniglia. Adesso possiamo aggiungere le uova. Questo dolce è molto simile alla pastiera napoletana, con il suo fondo di frolla e un ripieno di ricotta, ma questa volta fatta con miglio o semola. Il ripieno è pronto e bello cremoso, possiamo stendere la frolla. Prima di stendere la frolla già possiamo impostare
il forno a temperatura di 180 gradi. Nel frattempo stendiamo la frolla. La teglia, io ho usato questa classica per pastiera napoletana, va bene qualsiasi teglia tonda. Diamo la frolla ben fredda. Farina. Sul fondo della teglia non c'è bisogno di imburrare, se lo volete fare a vostro piacere, perché per me la frolla sul fondo di una teglia non c'è bisogno di imburlarla perché già contiene tanto grasso ed è impossibile che si va a attaccare sul fondo. Tutto ciò mettiamo all'interno. La frolla non deve essere molto spessa, quindi fatevi bastare questa quantità che è proprio giusta. Tagliamo i bordi. Bucherelliamo il fondo. Li ripieno all'interno. Andiamo a livellare bene. Per una precisione maggiore andiamo di spatola. Facciamo attenzione a non sporcare molto i bordi che poi dopo si possono bruciacchiare in cottura. Adesso andiamo a infornare a 180 gradi, forno statico per circa 45-50 minuti. Forno ventilato sempre 180 gradi per 40-45 minuti. Quando è ben freddo lo andiamo a sformare. Decorazione semplicissima, zucchero a velo.